Ezio Vendrame non c'è più. Ai ragazzini il suo nome non dirà nulla e ai meno giovani dirà poco. Non è diventato un calciatore famoso, ma forse qualcuno cresciuto negli anni 70 se lo ricorderà in qualche figurina. Capelli lunghi e barba e la maglietta bianco-rossa del Vicenza. Non è diventato un allenatore famoso e neanche un commentatore televisivo. È diventato poeta e scrittore, quindi agli occhi di molti poco interessante. Era già fuori dal coro quando giocava a calcio, figuriamoci confinato, tra Udine, Veneto e la sua Casarsa, conosciuta per il ben più famoso poeta Pierpaolo Pasolini. Se avesse avuto un'altra testa, sarebbe stato un fuoriclasse. Ma uno che sostiene che fare gol è insignificante in una partita e che è molto più divertente mirare il palo o dopo aver dribblato il portiere a porta vuota, tornare indietro perché dice che anche un portiere è un uomo e quindi ha diritto anche lui a un'altra possibilità. Uno così non può fare carriera, ma soprattutto non vuole farla. Udine, via Quarto 49. In questi appartamenti ha abitato Ezio Vendrame, a cui ha dedicato anche uno dei suoi libri.